giorno dopo la dichiarazione di indipendenza, l'iniziativa dei venetisti di plebiscito.eu divide la politica tra i favorevoli all'iniziativa e chi la boccia come priva di qualunque valore. Il segretario regionale del Partito Democratico lancia anche un allarme. Il pericolo è che si cerchi di influire sul bene pubblico attraverso un'iniziativa finanziata interamente dai privati. Sta innescando, dalle parole del leader, principi di deregolamentazione della vita civile nella nostra regione che, devo dire, mi preoccupano, perché è chiaro che qui noi non siamo in grado di controllare come sono state effettuate tutte le operazioni che sono state fatte e siamo nei confronti quindi di un'operazione privata che però ha un grande profilo pubblico. Completamente favorevole il segretario della Lega, pronto ad esportare l'iniziativa in Lombardia, lancia l'appello ai consiglieri regionali non leghisti perché consentano al governatore Zaia di varare un referendum ufficiale. È un messaggio positivissimo, noi seguiremo il referendum in Catalogna per l'indipendenza della Scozia, il referendum in Crimea e in Veneto adesso la palla è in regione, la palla ce l'hanno in mano quei consiglieri regionali di cui manca il voto per fare un referendum definitivo, finale e ufficiale. C'è la proposta in legge, c'è Zaia, ci sono i leghisti, mancano alcuni consiglieri regionali per poi far votare definitivamente i veneti. Il Movimento 5 Stelle, abituato ad appoggiare il popolo quando alza la voce contro il potere centrale, punta l'accento sulle difficoltà delle imprese. Tanto questa non è altro che la conseguenza di un disagio che viene cavalcato da qualcuno. Non bisogna però affrontare così in maniera drastica, non bisogna buttare via appunto un mezzo se ha un guasto, ma bisogna cercare di ripararlo. Ecco, noi siamo lì cercando di fare degli interventi per affrontare tutte quelle, per soddisfare quelle richieste che arrivano, quel grido di allarme che arriva dalle piccole e medie imprese. Dal Friuli Venezia Giulia appoggio ai venetisti nella consapevolezza che il sondaggio non ha valore giuridico o Roma deve comunque ascoltare le richieste della periferia. Non entro nel merito con quali metodi e con quali certezze, però è chiaro che è un campanello d'allarme chiaro, insomma, è l'allarme che ci viene dato dai territori più lontani da Roma, nel senso di dire che questa crisi non la si può superare semplicemente accentrando competenze e magari anche risorse, ma che la si deve superare davvero riformando lo Stato. Quanto all'ex governatore Galan, sondaggio bocciato senza appello. Cavalca il malcontento dei veneti, ma secondo lui lo fa solo per un tornaconto degli organizzatori. Pone in essere un'iniziativa che si sa già che non potrà servire a nulla, se non a far sì, io sono sicuro, i promotori di questo referendum promuoveranno una lista per le prossime regionali e cercheranno di essere eletti come minimo in Consiglio regionale. Basta. Altro risultato non ne porta, significa solo prendere in giro i cittadini italiani.